Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi 16 marzo, mercoledì. Questa mattina ci sarà la proclamazione della capitale italiana per la cultura 2024, dove la nostra città rappresenta una delle 10 finaliste. La diretta streaming dell'evento sarà sul canale YouTube del Ministero della Cultura. A Roma giungerà una delegazione di tutte e 10 le finaliste. Chioggia sarà rappresentata dal sindaco Mauro Armelao, giunto ieri nella capitale, e da Giuseppe Penzo, che ha dato con la sua idea il via a questa avventura, dalla quale Chioggia uscirà inevitabilmente cambiata, consapevole della sua unicità e delle sue potenzialità. A marzo si doveva vedere l'inizio dei lavori per la costruzione dello sbarramento del cuneo salino sul fiume Brenta. Purtroppo le difficoltà nel reperire le materie prime e l'aumento del costo dei materiali stessi fa sì che l'inizio dei lavori sia slittato. Dovranno essere quindi rivisti i bandi. Il ritardo dei lavori non dipende quindi dalle aziende, ma da chi finora ha ostacolato l'avvio degli stessi, affermando di voler tutelare gli interessi delle darsene lungo il fiume Brenta, interessi che non sarebbero stati comunque lesi. A causa del ritardo dei lavori, l'acqua del fiume si sta costantemente salinizzando, intaccando il terreno, provocandone la desertificazione. A peggiorare la situazione c'è la siccità. Venerdì si terrà una commissione consiliare riguardante lo sbarramento del cuneo salino. Alla stessa sono stati invitati coloro che hanno la responsabilità di averne bloccato la realizzazione. Si è concluso l'intervento di manutenzione straordinaria iniziata lo scorso gennaio della palestra a Valle di Chioggia. Sono state sanificate le pareti perimetrali esterne, sono state idrolavate e ridipinte. Anche le guaine della copertura sono state risistemate per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana. I marciapiedi esterni inoltre sono stati ricollocati anche a seguito di un intervento esterno sulle tubature fognarie. Gli alunni e tutti i frequentanti delle attività sportive potranno beneficiare da oggi di un ambiente più salubre, il commento dell'assessore ai lavori pubblici Elisabetta Griso, senza umidità alle pareti e disagi connessi alle infiltrazioni. Per quanto riguarda il murale esterno, il mese prossimo ne verrà realizzato uno nuovo, dedicato ad Aldo e Dino Ballarin. Sono state consegnate nei giorni scorsi le indicazioni per i lavori di intercettazione delle filtrazioni dell'arginatura sinistra del fiume Adige, in località Cavanella d'Adige nel nostro comune. Si tratta di un importante intervento, ha spiegato l'assessore al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacin della Regione Veneto, per il quale la Regione ha messo a disposizione 1,3 milioni di euro nell'ambito dei lavori coordinati dalle strutture regionali del Genio Civile. L'arginatura sinistra del fiume Adige, tra gli istanti 675 e 676, è caratterizzata dalla presenza di rilevanti fenomeni di filtrazione a campagna, nonché dall'attivazione di fontanazzi. Le finalità principali dell'opera sono volte a garantire la sicurezza idraulica del territorio, dettaglia l'assessore, contrastando i processi di indebolimento del rilevato arginale, nonché a prevenirne il collasso.
Prima di dare l'avvio ai lavori di scavo, prosegue Bottacin, si procederà con la pulizia delle aree di cantiere dalla vegetazione, nonché allo sfalcio dell'erba. Il materiale che risulta proveniente dagli scavi verrà riutilizzato in loco per il ringrosso del rilevato arginale lato campagna. Condizioni meteo e imprevisti permettendo, i lavori per i quali è stata prevista una durata di 180 giorni dovrebbero essere ultimati quindi entro il mese di settembre. Ancora un significativo intervento che nell'ambito di un ambizioso piano per la messa in sicurezza del Veneto, conclude l'assessore, si inserisce tra le opere con cui si punta, oltre a una riduzione del rischio idrogeologico, anche all'aumento della resilienza territoriale. Regione Veneto, Area Tutela e Servizio del Territorio, quindi ha trasmesso l'ordinanza Chioggia-Cavarzere riguardante l'esecuzione dei lavori sull'arginatura sinistra del fiume Adige, all'altezza di Cavanella. Si tratta di quest'opera di manutenzione che durerà per 180 giorni, sarà quindi terminata il prossimo settembre. La strada in esame consiste nell'accesso diretto da Cavarzere alla strada statale 309 Romea. Durante l'estate è congestionata dal traffico. La chiusura della direttrice farà quindi convergere il traffico sulla strada provinciale Gorzone per poter accedere quindi alla Romea. Bisogna considerare che la strada consente anche il traffico agricolo che porta alla cooperativa di San Pietro di Cavarzere, dove nel periodo del raccolto tra giugno e luglio convergono i carichi di mais. Alla luce di tutto ciò, il traffico che dovrà raggiungere la strada provinciale Gorzone dovrà necessariamente passare per il centro di Boscochiaro, il centro di San Pietro di Cavarzere, per poter raggiungere le spiagge di Rosolina, Isola Verde e Sottomarina. Di conseguenza il traffico potrebbe diventare molto consistente e quindi pericoloso. Il consigliere comunale di Cavarzere, Emanuele Pasquali, presenta a riguardo un'interrogazione al sindaco chiedendo se sia stato aperto un tavolo di concertazione tra i comuni di Cavarzere e Chioggia e gli enti coinvolti, Città Metropolitana di Venezia e Genio Civile, in modo da studiare una viabilità alternativa. Un'ulteriore richiesta riguarda l'opportunità di intervenire nella sede opportuna per evitare che le frazioni di Boscochiaro, San Pietro e Dolfina siano invase dal traffico da e verso le località balneari con tutti i pericoli conseguenti. Il MIPAF, Ministero delle Politiche Agrarie, Alimentari e Forestali, informa che le risorse disponibili per sovvenzionare gli operatori dei settori della pesca e dell'acquacultura equivalgono a 20 milioni di euro, che saranno ripartiti in 15 milioni per la pesca marittima, 3 milioni e mezzo per l'acquacultura e 1 milione e mezzo per la pesca nelle acque interne. I contributi potranno essere erogati alle imprese per la pesca marittima che abbiano almeno un'imbarcazione in armamento alla data del 3 giugno 2022. Saranno determinati su base proporzionale, in funzione al numero delle imbarcazioni in armamento alla data indicata e alla stazza dell'imbarcazione misurata in GT, Gross Tonnage, partendo da un minimo di 1.000 euro per le barche aventi una classe GT compresa tra 1 e 5, arrivando a 26.800 euro per le unità da pesca con GT superiore a una classe 2.500. Per quanto riguarda l'acquacultura, i contributi saranno erogati agli operatori che risultino già attivi in data antecedente al 1 gennaio 2022 e in attività alla data della presentazione della domanda. Questa sezione di contributi è ripartita in 8 sottoriserve corrispondenti alle dimensioni dell'impresa, privilegiando quelle con dimensioni minori. In questo caso i contributi saranno erogati in 2 quote, una fissa di 500 euro per ogni domanda ammissibile e una variabile, in proporzione ai ricavi medi del triennio 2019-2021.
Per quanto riguarda le imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2021, il fatturato medio annuo coincide col 50% della media del fatturato delle imprese analoghe. Per quanto riguarda la pesca delle acque interne, questa dovrà essere gestita invece dalle regioni, direttamente competenti, le quali metteranno a disposizione una finestra temporale all'interno della quale dovranno essere presentate le domande. Le risorse che entro il 2022 non saranno collocate potranno essere utilizzate nel 2023. L'Alleanza delle cooperative della pesca ha scritto al MIPAF di sostenere in Europa le istanze dei pescatori, quindi dotare il settore di ammortizzatori sociali strutturali, prevedere risorse economiche per un fermo volontario nel caso in cui l'impresa decidesse di sospendere l'attività a causa del caro gasolio. Come afferma Alleanza, in un'ottica di maggiore flessibilità sarebbe da rivedere anche il sistema degli aiuti de minimis. Come sostiene l'Alleanza delle cooperative della pesca, anche se i pescatori stanno tornando in mare perché non possono più permettersi di non lavorare, non viene meno il disagio. Come nel piano della pandemia, molti pescatori stanno optando per la riduzione delle giornate di lavoro, così da contenere i costi. Una soluzione per sopravvivere, ma occorre fare di più. La cooperazione accusa una speculazione sul caro gasolio, in quanto il costo del gasolio al barile risulta essere più basso rispetto al 2008, ma molto più costoso alla pompa rispetto allo stesso anno. Preoccupa anche la volontà da parte dell'Europa di proiettarsi troppo in avanti nel futuro, pensando a sperimentare sui pescherecci motori ad alimentazione con idrocarburi o olio di colza, mentre ora servono soluzioni per affrontare il quotidiano. L'eurodeputata Rosanna Conte sostiene che in questo momento gli effetti negativi della guerra in Ucraina stanno generando un effetto domino con ripercussioni negative in tutte le economie che hanno a che fare con i settori agroalimentari, già provati dalla pandemia. Il settore agricolo è gravato dai vincoli del Green Deal, dai rincari e ora anche dalle preoccupazioni provenienti dal trasporto. La Conte ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo di ridurre la dipendenza dall'estero potenziando la sovranità alimentare, eliminando i vincoli attuali in modo da colmare le insufficienze degli approvvigionamenti. La politica agricola comune, la PAC, va rivista alla luce della condizione attuale. Bisogna inoltre incoraggiare i contratti di filiera di lungo periodo tra produttori e industrie. Si deve inoltre garantire la consegna dei prodotti alimentari in modo da evitare speculazione per provocare un rialzo ingiustificato dei prodotti. Intanto a Chioggia il radicchio IGP e il radicchio lungo stanno crescendo sotto i tunnel, come ci informa Giuseppe Boscolo Palo, presidente di Ortomercato. Ci si augura che parta un periodo di buon raccolto, afferma, viste le difficoltà attuali del settore che sono costretti a scontrarsi con rincari pazzeschi dei costi di produzione. Lo fa ricordando che ad est c'è una guerra in atto, sulle cui conseguenze è troppo prematuro esprimersi.
Ora Luce Tre Serenissime interviene sugli appalti riguardanti i servizi affidati alle cooperative per la fornitura di medici nei reparti ospedalieri, tenendo conto che in 5 lotti il servizio è stato risolto a causa di gravi inadempienze. Non risultano esserci problemi a Chioggia, ma ci sono a Milano, a Dolo e a Venezia. La risoluzione avviene dopo che il sindacato CGIL, SPCGIL e FPCGIL ha elevato numerose segnalazioni e dopo una denuncia pubblica. I disservizi provocati dai medici, affidati dalla cooperativa, sono ricaduti sul personale diretto, aggravando nella mole il carico di lavoro. La scelta della ULSS è una conseguenza di 38 segnalazioni. Ora si cambierà la cooperativa a cui saranno affidati i lavori, ma non è detto che ciò risolva il problema, a meno che si affronti in modo diverso la carenza di personale. Non è più rinviabile una pianificazione delle assunzioni. La Regione Veneto deve immediatamente intervenire perché le USL possano assumere il personale. Inoltre deve farsi portavoce nelle conferenze Stato-Regioni affinché si rinnovi il contratto della sanità scaduto da 3 anni. Parliamo tanto di premiare i lavoratori della sanità, afferma il sindacato, e poi governo e regioni li stanno lasciando senza contratto e senza risposte. Di questo passo non ci saranno soluzioni urgenti, sarà inevitabile il blocco dei servizi, concludono i sindacati. In controtendenza rispetto al passato, con una grave emergenza in corso che vede affrontare da un lato il caro gasolio e dall'altro il pericolo della dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari dall'estero, è opportuno reintrodurre gli incentivi, i sostegni concreti a chi semina grano, mais, girasole e soia, per stimolare e favorire un ritorno all'autoproduzione. Solo con un intervento diretto del governo è possibile raggiungere la sovranità alimentare, unica via per non dipendere più dalle importazioni, introducendo una politica che guarda alla salvaguardia delle nostre imprese. Lo dice l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, commentando il decreto Salva Filiere Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che stanzia 1,2 miliardi per investimenti nelle filiere che consentano di ridurre la dipendenza dall'estero. Linea di intervento che sarà discussa anche all'interno della Commissione Politiche Agricole, di cui l'assessore è il coordinatore. Come Regione Veneto, di fronte all'adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni negli avvicendamenti colturali, oggi abbiamo stanziato 200.000 euro per sostenere la produzione vieticola, prosegue Caner. Una linea di intervento che deve essere replicata anche a livello nazionale per incentivare l'autoproduzione di granaglie per non dipendere più esclusivamente dall'estero. Prevedere un sostegno a tutte le culture cerealicole e industriali destinate all'alimentazione umana e zootecnica attraverso una revisione del sostegno accoppiato nell'ambito della PAC è fondamentale per dare una risposta ai settori più colpiti, come per esempio la produzione lattiera casearia in montagna, conclude l'assessore dell'agricoltura del Veneto. Ai cantieri Vittoria Yacht, Costola dei Cantieri Vittoria di Adria, si è iniziata la costruzione di un super yacht di 32 metri disegnato da Hydrotech. Si tratta di Veloce 32 RPH, iniziato con la posa della chiglia durante la cerimonia della moneta, secondo la tradizione marinara. I lavori dovrebbero essere portati a termine entro gennaio 2024. Sarà quindi uno yacht made in Italy realizzato con cura e artigianalità, secondo standard d'esecuzione che provengono da oltre 100 anni di esperienza nella costruzione navale, costruito con una grande attenzione anche nelle prestazioni da mantenere durante la navigazione. Come dice il presidente dei cantieri Vittoria e dei cantieri Vittoria Yacht, Veloce rappresenta un ponte ideale tra la tradizione del cantiere navale Vittoria, il presente, e il futuro di Vittoria Yacht. Nel Veloce 32 RPH si è cercato di trasferire, adattandole, la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione tipiche delle Fast Patrol Vessel, che servono alcune tra le più importanti marinerie nazionali e internazionali militari.
Veloce 32 rph, ha un disegno accattivante, lungo 32 metri con un vaglio di 7,2 metri e si sviluppa su 3 ponti. La carena lo rende in grado di navigare in sicurezza in qualsiasi mare del mondo, a una velocità massima di 20 nodi. Performante in termini di velocità ma concepito per lunghe navigazioni, è un concentrato di efficienza, comfort e design. Le sue linee particolari disegnate da Hydrotech preannunciano una vocazione alle navigazioni sicure. La Pilot House ha un profilo basso con parabrezza reverso per un design moderno e particolare. Per quanto riguarda gli interni, sono moderni e raffinati con grande attenzione al dettaglio. Pelle arredi di poltrona Frau, abbinati a elementi in legno pregiatissimo, contribuiranno a creare ambienti di grande raffinatezza. Durante il punto stampa di ieri, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha fatto il punto sulla situazione attuale riguardo all'emergenza ucraina in Veneto. Alle 9 di ieri mattina, ultimo aggiornamento visto, sono state registrate in Veneto 3.900 persone, delle quali 674 nel veneziano. Alle 10 di ieri erano 5.760 i tamponi somministrati da inizio emergenza, oltre a un totale di 632 dosi di vaccino sempre da inizio da quando sono arrivati i primi profughi. La Regione ha messo a disposizione hub di accoglienza per un totale di 132 strutture. Nel frattempo sono stati riattivati anche alcuni ex ospedali e dentro fine settimana si afferma che saranno 1.000.000 i posti di prima accoglienza. A ieri mattina sono state quasi 4.000 le persone che hanno offerto la propria disponibilità per offrire un alloggio, per in totale 8.100 posti letto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 16 marzo, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo. Io vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!